Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non c'è niente da fare. A Maurizio Landini e al sindacato nella sua versione contemporanea, questa CGIL, il lavoro proprio non piace, una cosa che non piace, figuriamoci addirittura la creazione di posti di lavoro, cioè la vedono come la peste. È un ossimoro, sì, è l'ossimoro definitivo, diciamo, rispetto alla missione sociale e storica che dovrebbe avere un sindacato, ma è anche cronaca quotidiana e l'ultima notizia è veramente l'apoteosi di questo controsenso, perché, rullo di tamburi, la CGIL ha preso carta e penna e ha scritto alla Commissione europea per fermare il ponte sullo stretto di Messina, cioè per fermare una grande opera, un'infrastruttura strategica che peraltro genera lievemente dei posti di lavoro in una zona che lievemente ha bisogno di occupazione e che soffre di diciamo un non pieno sviluppo economico. Ma andiamo con ordine. La lettera esattamente è stata indirizzata al commissario UE per l'ambiente, ovviamente non che ci si occupi di lavoro, ribadisco, al commissario UE per l'ambiente, Jessica Roswell. Tra le altre cose si legge: gentile commissaria, cronaca, sembra una scenetta comica, ma no, è tragica. La CGIL desidera sottoporre alla sua attenzione le gravi criticità tecniche, ambientali, normative e sociali connesse all'iter di approvazione del progetto recentemente trasmesso alla Commissione, quello appunto del ponte sullo stretto di Messina. Neanche una citazione sul fatto che questa grande opera di cui in Italia si parla dagli anni 60, peraltro tutti storici leader della sinistra si dichiararono a favore in tempi non sospetti, ma comunque questa grande opera, secondo uno studio realizzato da Union Trasporti con la consulenza di Open Economics, cioè una consulenza tecnico-scientifica, non secondo una sezione della Lega di Gallarate, questa grande opera genererebbe quasi 37.000 posti di lavoro stabili, contando anche l'innesco di posti di lavoro a tempo determinato di indotto che ruota attorno all'opera stessa, si arriverebbe ai 50.000 posti di lavoro. 50.000 posti di lavoro che nella preoccupazione, nella lettera delle CGIL, trovano spazio zero. Non sono un argomento per il principale sindacato italiano. Tra l'altro ci sono altri dati che dimostrano chiaramente la virtuosità economica dell'opera. Gli investimenti sono 9 miliardi circa a fronte di benefici per circa 11, quindi con un risultato netto di 1,8 miliardi a favore. C'è una ricaduta ovviamente positiva sul PIL, per cui l'opera sarebbe in grado di innescare un più 23 miliardi al PIL italiano, ma ci rendiamo conto che sono quisquiglie rispetto alle preoccupazioni della CGIL, che invece la mette sulle paranoie diciamo woke, cioè sulle questioni ambientali oppure burocraticiste. Nella missiva viene infatti chiesto un apposito incontro per meglio chiarire tutti gli aspetti e si sottolinea che il progetto non soddisferebbe le stringenti condizioni, scusate, previste per la deroga alla direttiva Habitat in materia ambientale. Il progetto riporterebbe inoltre una valutazione ambientale incompleta e viziata. Insomma, la CGIL, il principale sindacato italiano, in nome dell'eco-talebanismo woke, si oppone a una grande opera necessaria al sistema paese che innescherebbe 50.000 nuovi posti di lavoro. Se volete, il vecchio collateralismo del sindacato rosso rispetto ai partiti della sinistra, però una volta era un collateralismo che almeno fingeva di parlare di lavoro, salario, di miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Adesso è un collateralismo sulle paranoie woke. A questi signori ormai dichiaratamente del lavoro non importa più una cippa. Grazie a tutti e a domattina. Tra un manifesto e lo specchio